Salve a tutti, l'emergenza Covid-19 ha già provocato le prime reazioni, le reazioni immediate da parte del governo, della regione e di altri organismi economici che hanno coinvolto tutte le imprese, compreso la cooperazione. Ecco, di questo approfondiamo oggi questo tema con i responsabili del movimento cooperativo di Confcooperative. Segretario Gallois, la Giunta regionale nei giorni scorsi ha cercato di dare delle risposte alle imprese con delle normative che riguardano appunto l'impatto del Covid-19 sull'economia. Come le giudicate complessivamente queste norme? La legge 3 dell'11 marzo è una prima risposta della Regione a questa emergenza. Prevede dei finanziamenti agevolati sulle sezioni anticrisi, la sospensione delle rate sui fondi di rotazione regionali, quindi FRIE e Fondo di Sviluppo, la proroga dei versamenti sull'IRAP al 30 settembre e poi ci sono delle misure di sostegno delle attività produttive che però ancora non sono state emanate, quindi è un primo intervento che evidentemente dovrà essere integrato con le misure per le aziende, perché oggi al di là del rischio sanitario importantissimo, coloro che rischiano realmente la propria vita economica, in questo caso sono le imprese del Friuli Venezia Giulia. In senso generale, ma in senso magari più puntuale, legato anche all'esperienza cooperativa, quali sono indicativamente le misure che vengono giudicate più efficaci, quelle magari da migliorare o quelle che mancano ancora, per cui la cooperazione chiede di inserire? Confcooperative si è fatta subito parte attiva portando all'attenzione delle diversi assessorati le proprie istanze, basate però su una filosofia ben precisa, che è quella di utilizzare gli strumenti ordinari a disposizione dell'amministrazione pubblica, che non sono certo pochi, prima di elaborare delle nuove norme che necessariamente abbisognano di tempi lunghi per la loro decretazione, messa a regime e poi avviamento. Sto parlando praticamente di attivare l'immediata erogazione di tutte quelle che sono le somme relative a contributi concessi o contributi di domande già presentate in tutti i settori, per tutte le esigenze, per tutti i capitoli di spesa, sia per quanto riguarda gli acconti del 2020, annato 2020, sia per quanto riguarda i saldi del 2019. Di cosa sto parlando? Sto parlando per esempio del anticipo 2020 e saldo sulla legge 20 della cooperazione sociale, sto parlando di tutti quelli che sono le domande del piano di sviluppo rurale e quindi progetti già presentati e già effettuati, e stiamo parlando di decine di milioni di euro. Stiamo parlando dei sostegni sul lavoro della legge 18, stiamo parlando dei contributi per le società di gestione degli alberghi diffusi, stiamo parlando dei contributi della Camera di Commercio piuttosto che i contributi per il commercio e il terziario erogati dal CAT. Allora, questa misura costituisce già di per sé un forte aiuto alla liquidità delle imprese, senza dover attivare delle nuove leggi, perché oggi le imprese hanno bisogno di un'immediata liquidità. Penso che ci sia l'assoluta necessità di fare una ricognizione generale dei diversi canali contributivi regionali, analizzandone lo stato di pagamento e attivandone immediatamente l'erogazione. Questo come primo elemento di tipo ordinario, però per affrontare immediatamente la crisi. Poi passiamo a delle misure di tipo straordinario, come abbiamo visto, abbiamo parlato della sospensione ma anche decurtazione di almeno un anno per tutti quelli che sono i pagamenti di tributi locali. Sto parlando evidentemente dell'IRAP, ma l'IRAP in alcuni settori deve essere azzerato. Sto parlando del settore turistico, del settore culturale e del settore dei trasporti, che hanno avuto forti danni. Altri aspetti possono essere rappresentati per esempio da misure straordinarie per la compensazione del calo di fatturato. Come considerare, come controllare il fatturato? Evidentemente facendo un confronto tra il periodo 2020 con il periodo 2021, ovvero sui contratti di appalto disdettati, ovvero sul minor beni e servizi ceduti a terzi. Abbiamo chiesto poi degli incentivi per la riconversione delle attività industriali nella produzione dei dispositivi di protezione individuale. Sappiamo che quella dei DPI è una questione molto delicata, vista la difficoltà nel reperimento in Italia e vista anche la speculazione economica che c'è su di essi a livello di commercio. Quindi
In questo caso la Regione dovrebbe promuovere la ricommissione industriale di quelle industrie manufatturiere attraverso finanziamenti su know-how, strumentazioni piuttosto che macchinari. Sempre sui DPI direi che anche come diciamo già il decreto nazionale prevede che ci sia un aiuto da parte della Regione nella fornitura di DPI alle diverse aziende. Colgo anche l'occasione per dire un ultimo aspetto legato alle imprese, cioè l'innovazione tecnologica. L'attuale crisi io penso che possa essere anche l'occasione per incentivare la digitalizzazione delle imprese e la diffusione del lavoro da remoto, compreso anche il cosiddetto lavoro agile, smart working, con aiuti agli investimenti da parte della Regione sotto forma appunto di contributi a fondo perso per coloro che effettuano investimenti per acquisti di PC portatili, per piattaforme di videoconferenze, per potenziamento delle reti di connettività, per il trasferimento dei dati in cloud. È chiaro che si tratta di un cambio di paradigma nell'approccio al lavoro sia da parte delle imprese che da parte dei lavoratori. Vado ancora per spot. Abbiamo chiesto per esempio un incentivo economico una tantum, un premio alle imprese per il mantenimento occupazionale rispetto all'anno precedente. Abbiamo chiesto un incremento dei bonus sulla stabilizzazione delle persone nella legge 18. Abbiamo chiesto un intervento straordinario per la valorizzazione delle filiere agroalimentari di questa regione. E infine ci sono le piccole e medie imprese che oggi non riescono ad avere un accesso al credito a causa del proprio rating bancario. Allora anche qua chiediamo un'assunzione di responsabilità da parte della Regione nelle garanzie in nome per conto di queste imprese che hanno questo tipo di difficoltà. Sarebbe una cosa straordinaria. Aggiungo ancora un paio di cose. Una è legata ai lavoratori, ammortizzatori sociali. Sappiamo che il decreto nazionale ha attivato gli ammortizzatori sociali, sto parlando ovviamente della cassa integrazione in deroga o ordinaria. È chiaro che sarà un grosso problema per le imprese affrontare il peso salariale in momenti in cui il calo del fatturato è così vistoso. Una misura straordinaria potrebbe proprio essere quella da parte della Regione di anticipare alle imprese quelle che sono le entità economiche da corrispondere ai lavoratori per gli ammortizzatori sociali. Chiudo con un ultimo aspetto che è legato agli appalti. Abbiamo la cooperazione vive di appalti pubblici, è presente in moltissimi di essi. È chiaro che nel caso di sospensione degli appalti pubblici noi pensiamo che la pubblica amministrazione debba comunque garantire l'erogazione delle somme previste dall'appalto.